Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 15° turno di Serie B-Win in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove gli uomini di scienza cercano di tornare finalmente alla vittoria contro il fanalino di coda Ascoli. I padroni di casa non vincono da quasi 2 mesi, con un ruolino tutt'altro che entusiasmante di 5 sconfitte e 3 pareggi. Non sta certo meglio l'Ascoli, reduce da 6 sconfitte consecutive, quel -10 di penalizzazione che pesa come un macigno. Ospite d'onore in tribuna Pep Guardiola a Brescia nel 2000. Minuto 5 direttamente da calcio d'angolo, il colpo di testa di Faisca, portoghese classe 80. A Brescia il cross, arriva ancora un altro colpo di testa, Guarna blocca a terra. Minuto 8, ci prova Juan Antonio per Cordova, il sinistro però del giocatore del Brescia finisce fuori. Minuto 30, classe 1986, rivediamo il suo bel sinistro che porta l'Ascoli in vantaggio al minuto 34. In pieno recupero del primo tempo c'è il tentativo di Berardi da fuori, in qualche modo riesce a neutralizzare Guarna. Nel secondo tempo parte bene l'Ascoli, soprattutto con tentativi in contropiede. Minuto 4, c'è il cross di Soncin, tocca appena Spaffo, non riesce ad inquadrare la porta. Aigo non riesce però a superare la sua iniziativa, pallone per Scaglia, c'è una deviazione in calcio d'angolo sul sinistro di prima intenzione del giocatore della Brescia. Altro contropiede, questa volta 2 contro 1 addirittura. Soncin ignora Papavaigo, fa tutto da solo e trova, salva il Brescia. Ancora Gazzola sulla corsia di destra per Spaffo, pieno recupero con il calcio di punizione, ma finisce 1-0 per l'Ascoli, che torna alla vittoria dopo 6 KO consecutivi. Brescia perde ancora e sono 6 nelle ultime 7 uscite. In chiusura espulso anche Zambelli dopo il triplice fischio per proteste. Migliore in campo Falconieri, autore del gol partita.